Dopo i primi 2 giorni di sciopero dei medici di base non si placano le polemiche tra una popolazione che non comprende una forma così estrema di protesta da parte di chi, agli occhi di molti, ha già avuto tanto. Il malumore nel veneziano è cresciuto in modo direttamente proporzionale alle ore di chiusura degli studi, soprattutto tra le persone anziane e tra quelle meno abbienti. Qualcuno li definisce stipendi d'oro. Di certo non se la passa male chi, come in alcune province, può arrivare a guadagnare fino a 178.000 euro lordi, cifre incomparabilmente maggiori rispetto ai loro colleghi che lavorano negli ospedali. Io qui un po' di soldi, va bene? E dopo quando andiamo su i medici di base non capiscono niente e non si risolve niente il problema. Non si risolve. Basta avere i soldi, vai da un professore, paghi, allora forse sai qualcosa di più. Ancora più scherzo, basta che, non so, dopo che è privato chi farà anche. Intanto adesso non devo neanche più dai medici perché in farmacia non possiamo neanche più andare perché il costo è troppo alto. Non ci curiamo più. Non ci curiamo più. Siamo su una condizione ormai sanitaria che è allucinante e non ci sono proprio parole per definire cosa stanno facendo. Sarebbe opportuno fornire un servizio più adeguato alla cittadinanza. I medici insomma prendono già, penso io, prendono già abbastanza, dai. Basterebbe che il servizio fosse adeguato allo stipendio, diciamo. No, non è così assolutamente. Ho un'esperienza in fatto di medici di base, quindi potrebbero fare di più, diciamo. Io non ho mai digerito uno sciopero, non l'ho mai digerito. In 50 anni di lavoro non ho mai fatto uno sciopero, né per destra né per sinistra né per questo né per quell'altro.